senza filtri né censura. La tua radio. Porca Gaz, te il tuo cambiamento climatico che non c'è. Sono dovuto tornare a casa con questa di pioggia che non si vede una e oltretutto non posso neanche accendere il riscaldamento perché ho quasi finito la benzina. No, è che ormai è una società di fluidi, no? E quindi fluido poi te la prendi in quel posto lì, figa, non è il massimo. Pensando che sia una donna. Ma anche carina, Invece track. Porca puttana, Rubio, ti denuncio. Se non posso parcheggiare perché c'è qualcuno, t'ammazzo. Ti faccio sparire a te. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Whatever it takes. Berlusconi credo che sia già un miracolo che sia vivo. I nostri valori da mantenere. Che i nostri tre principi principali sono La libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Fra 3 mesi si sgombera. Basta. E allora, signori, buonasera. Adesso in onda su Radio Libertà. I barbari eleganti. Buonasera, buona Schlein a tutti, bentornati proprio su Radio Libertà insieme ai Barbari Eleganti, qui con voce sempre Gaz, insieme al buon Vittorio Le Donne. Buonasera a tutti, Gaz, veramente basta con questa buona Schlein a tutti. Al buon Marco Rubeo. Buonasera a tutti. E al buon Luca Scognamiglio. Buonasera a tutti e grazie di averci seguito. A settimana prossima. Abbiamo appena iniziato e abbiamo anche augurato una buona Schlein, perché partiamo subito con gli argomenti. Aspetta, del prima momento. degli argomenti però io vorrei chiedere una cosa al signor Luca Scognamiglio. Ok. Ti puoi alzare in piedi e far vedere come sei vestito? Proprio In da piedi, barbari in eleganti. piedi. Pantaloncini, maglietta Reagan Bush 1984. Complimenti, beh, poco in linea con lo stile dei barbari eleganti, però ci piace. Ha appena detto buona Schlein. È vero. Quindi Quello è perfettamente nello stile dei barbari eleganti. Ma insomma, comunque ha il suo stile, il buon Scogna. Tanto in questa società di fluidi ognuno ha il proprio stile. Scogna dimostra di essere anche lui un fluido, di non essere né troppo elegante né troppo scappato di casa, ma proprio a metà tra l'uno e l'altro. Sì, materiale per sticker, mi raccomando. Sì. Mamma mia, che pena. Che Comunque, amministrative 2023, il centrodestra ha trionfato praticamente in quasi tutte le città. Quasi tutte le città. Vicenza, vabbè. Vicenza, a proposito di Vicenza, cosa è successo? È successo che Vicenza è stato l'unico capoluogo di provincia dove non è andata la Schlein, perché proprio il sindaco, l'attuale sindaco del PD, quello appunto che ha appena vinto, non l'ha voluta perché avrebbe spaventato gli elettori, e ha fatto bene il sindaco a non volerla, perché poi a Vicenza è stato l'unico capoluogo in cui appunto il PD o comunque il centro-sinistra ha vinto e ha battuto il centrodestra al ballottaggio. Anche stavolta non ci hanno visti arrivare, come disse la Schlein all'epoca. E tra l'altro in quota Lega anche il sindaco del Partito Democratico. No, si è dissociata dalla Schlein, secondo me. Il sindaco. Secondo me aspetta qualche mesetto e poi torna a casa, poi è Veneto. Sì, infatti. Lo sappiamo. Il più moderato dei veneti probabilmente è il nostro amico Nick, quindi... esatto, che salutiamo. Tanto ci chiamerà sicuramente fra poco, perché come ogni volta però insomma poi ci porterà anche una sua testimonianza tra Treviso, Vicenza, tra un po' tutti questi comuni che sono andati al voto anche in Veneto. Gazzola, io dopo ti faccio sentire una bella cosa che ti divertirà sicuramente. Già ho i brividi. No, però comunque è stata una bella vittoria del centrodestra in tutta Italia, dalle regioni del nord fino al sud.
anche se c'è da dire che in Sicilia c'è stato un po' qualche ritardo negli spogli e casi particolari dove hanno trovato uno votare in 3 seggi diversi lo stesso giorno. Però poi Pluralismo. anche lì, pluralismo, democrazia, anche lì a Catania, Esatto. il centrodestra ha vinto. Tra l'altro non so se voi avete seguito un po' la campagna elettorale a Catania, ma io non è che mi sia informato sulla campagna, semplicemente vedevo i reel su Instagram e mi ha appassionato questa cosa, perché da una parte c'erano i candidati dei partiti, no? Ovviamente seri, e poi c'erano tutti quelli civici che hanno tirato fuori il peggio del trash a livelli di Barbara D'Urso. Io spero che voi non guardiate Barbara D'Urso, però insomma il livello era quello. A me continuava a uscire Lanfranco Zappalà, non so se avete visto anche voi. O il buon Lipera. Ti devono denunciare comunque il peggio, ma vergognati. Lunga vita l'avvocato Lipera. Ti devono querelare. Che tra l'altro Lipera si è messo pure a insultare quelli col monopattino, con una bella esclamazione dal nulla che dice che schifo, spettacolo. Io vi consiglio proprio di andarla a guardare adesso che sono finite le elezioni, però è veramente una bella pagina di trash nazionale delle amministrative. E a proposito di trash, cosa è successo in Senato? Caro Gaz, in Senato si sono presentati, adesso non so il nome esatto, comunque comunisti, Partito Rifondazione Comunista, Rifondazione Comunista, che però non è quella di Rizzo, a quanto pare. No. Partito di Rifondazione Comunista è quella di Bertinotti, tipo. Rizzo adesso non è più nella Rifondazione Comunista, è tipo in un partito dove sono mezzi comunisti, mezzi fascisti, mezzi terrapiattisti, una roba del genere. Che è divertente comunque. Sarebbe da analizzare. Tipo 5 Stelle, un po' sì, una roba così. tipo Paragone. Sei bellissima. Grazie. Diciamo che l'outfit lo rende anche simpatico oggi, Scogno. Comunque, in Senato, Partito Rifondazione Comunista, in Senato hanno portato 104.000 firme per le dimissioni di La Russa. E devo dire che il presidente del Senato li ha accolti anche con garbo, cioè li ha invitati, 2 chiacchiere pubblicamente con tutte le telecamere che inquadravano, e a una certa il presidente del Senato se ne è uscito replicando che rispetta comunque quelle 104.000 firme che sono state raccolte per le sue dimissioni, ma ricorda in maniera molto umile e modesta che lui ha raccolto 223.000 voti alle europee. Solo nella circoscrizione di Milano. E poi Sipario. Vabbè, nord-occidentale, sì, vabbè. Comunque, cosa dici? Il grosso è Milano. Ok, che ha 3.000 il grosso è parenti Milano. su Milano, però vabbè, mi sembra un attimo esagerato. Il grosso è Milano, però devo dire che è stata una bella scenetta, perché questi qua pensavano di fregarlo, ma la vecchia volpe è sempre più avanti rispetto agli altri. Il vecchio. Tra l'altro, sapete qual è il cognome più diffuso a Milano? Quale? La Russa. Se tu vai in una scuola elementare qualsiasi, almeno 5 bambini fanno di cognome La Russa e votano già. Ma il diritto di voto per chi si chiama La Russa lo si acquisisce a 5 anni. No, adesso probabilmente il cognome più diffuso tra i bambini delle scuole di Milano sarà Xiaomi. La Russa è anche il cognome più diffuso al confine tra l'Ucraina e la Russia, però vabbè. Oltre a questo, puoi ripetermi soltanto questo distrugge tutto, mezzo studio dopo il blackout dell'altra volta. È l'emozione. Gaz, puoi ripetermi il numero di migliaia di persone, solo il numero di migliaia di persone che hanno portato, cioè di persone che hanno firmato a questa cosa? 104.000. Ok, senza togliere il 1000, solo il numero. 104. Ok, non ho altre domande. Ok, giusto, bravo, hai ragione. A proposito comunque di firme, di petizioni, sappiate che sono molte di più le firme per la mia petizione per far cacciare Gaz da questa trasmissione. Dopo questa battuta squallida si dimostra ancora di più. Ma io ho il doppio delle tue meritata firme cioè ho preso il doppio dei voti delle tue firme. Sì, vabbè, dai, sarà come voti a seggio di Catania, dai, avrà rifirmato 4, 5, 6 volte su una sola persona. Sono dai. voti, punto di domanda. Sì, basta quello, siamo a posto, no? Sapete qual è il cognome più diffuso a San Donato? Gazzola. 5 bambini su 10 hanno il cognome Gazzola e votano anche loro. Esatto, La Russa, esatto.
E quindi poi, detto questo, cosa è successo a Trani, Marco? Allora, titolo della Repubblica: Trani, sesso in pieno giorno sul lungomare. Il sindaco pubblica un'immagine della scena e sotto scrive la descrizione: forse avete un po' esagerato. Non c'è più religione. Forse avete un po' esagerato. Bellissimo, ragazzi. Assurdo. Una coppia si è esibita davanti agli altri bagnanti. Esibita poi. Qualcuno ha fatto un video diventato virale e il sindaco Amedeo Bottaro ha condiviso su Facebook un'immagine con i volti oscurati. Vabbè, almeno ha oscurati i volti. Una scelta che ha destato qualche perplessità da parte degli utenti. Fa ironia su un possibile reato. Insomma... Beh, a chi non è capitato? Vito, a te non è capitato di fare queste cose sul lungomare e che il sindaco della città... Ma non lo so, probabilmente è successo, io di certo non me ne ero accorto. Se qualcuno ha filmato oppure no. Altro che sul lungomare. A Roma 2 settimane fa davanti al Senato, lì doveva riprenderti la russa mentre facevi quelle robe. Al concerto di Paola e Vergognati. Chiara. Al concerto di Paola e Chiara. È tristissimo, Vittorio, vergognati. Perché dovrei vergognarmi, scusa? Tu piuttosto dovresti vergognarti, cioè non essere andato. Vai a cagare. Marco sarebbe venuto molto volentieri. Sessione di cosa? Della Niccolò Cusano? Ma che sei iscritto? Più o meno. No, Vergogna, ovviamente che vergogna, le università, che vergogna. le università Scandaloso, ovviamente, scandaloso. le università Il ragazzo che vive in area C e va che vive in area C, Bravo. critica le università degli altri. Vergogna, no, classista, no. classista. Tutte le università Vergognatevi. hanno la stessa dignità, Vergognatevi. che siano la statale, che siano la cattolica, che siano la Bocconi, che sia la Federico II di Napoli o che sia la E-Campus o la Niccolò Cusano. Tutte le università hanno la stessa uguale identica dignità e non intendo dire qualcosa di diverso. Vai a cagare. Guarda, tipica... Ovviamente non lo crede, però tu devi avere il coraggio, Marco, di guardare la telecamera e dire: le università online fanno cagare, solamente la cattolica è un'università di livello. Allora, guardo in camera. L'università cattolica è un'università di livello e le università online sono per chi di giorno lavora. Dico solo questo. Cioè, Guarda, Preferivo guarda. l'attacco. Allora, ma l'attacco l'ha fatto lui. Prima ha fatto l'attacco squalido alle università online Ma non e è adesso vero, cerca ma di non è rimediare, vero. di metterci un po' sulle pezze sopra, perché si è sentito in colpa e si è accorto che forse rispecchia proprio quella gente che abita in area C, no? Quelli che vanno in giro col monopattino, che si fanno chiamare il Giangi della cattolica, che si prendono un po' il cafferino ristretto, l'aperitivino al mattino, al pomeriggio, alla sera e poi quando gli chiedi di uscire ti dicono no, ma devo studiare, ma in realtà non vanno a studiare, in realtà sono lì a fare l'aperitivino con gli altri Giangi della cattolica. Sì, beh, lui praticamente solo quello fa. Gazzo, probabilmente anche tu al tuo primo anno eri solo aperitivo. Non mi ricordo. Era troppo ubriaco. Comunque, Non può ricordarsi. Comunque Non nego né confermo. a proposito di sindaci neoeletti, c'è il sindaco di Terni invece. Bandecchi. Non sono fascista, ma Mussolini ha fatto cose buonissime, però si riprende dicendo: i bordelli sono una cosa da paese civile, gay pride io lo possono fare serenamente, glielo finanzio. Troppi stranieri a Terni, no, possono venire tutti i neri da ogni parte del mondo. Droghe, la cannabis se la possono fare, una centrale nucleare qui, io le farei ovunque, il padel no, ma vado a sparare al poligono. Lo adoro. Posso dire Lo che sono adoro. d'accordo tipo sull'80% delle cose. Ma fai anche sul 100%. Forse, no, aspetta un l'unica attimo, ha cosa detto quella forse roba su Mussolini. Esatto. Facciamo e anche sugli immigrati. Facciamo il insomma. 90%. Facciamo scusate. il 90% le condividiamo anche noi, centrali nucleari, poligoni di tiro, Esatto, altre bordelli cose. e basta. Soprattutto gay pride. Prima canzone? Prima canzone. No, Qual è? Prima canzone Queen con Fat Bottom Girl.
Minchia, stasera c'è la Roma che... Rieccoci su Radio Libertà con questo pezzaccio dei Queen. Fat Bottom Girl. Yes, of course. Quindi Qui il livello di inglese è molto basso, il livello da... vabbè, sto zitto. Andiamo con la prossima notizia. Allora, no. Allora, qua non c'è una notizia, c'è una testimonianza. Oppure volevamo dare la notizia legata alla testimonianza? Prima la testimonianza. Facciamo prima la testimonianza o prima la notizia? Ma prima la testimonianza, Vai con la testimonianza. Allora, c'è una testimonianza audio, ci è arrivata una testimonianza audio. Io adesso cercherò di avere un tono piuttosto serio perché l'argomento è abbastanza serio. A parte gli scherzi, è arrivata una testimonianza audio di una persona che prima si chiamava Francesco, adesso si chiama Dalila, ma vabbè, non voglio entrare in questi dettagli, che vuole raccontare la sua testimonianza, una storia triste, una storia che va rispettata, secondo me, una storia... Che c'è, Gaz? Posso dire che mi inizia a preoccupare, mi sa un po' di fregatura questa. Quindi adesso rispetto, serietà e ascoltiamo questa testimonianza. La regia mi dà l'ok? Vado. Ciao, spero che stiate bene mentre ascoltate questa testimonianza. Mi chiamo Dalila, anche se alla nascita mi è stato attribuito il nome di Francesco. Ho deciso di raccontare la mia storia per condividere con voi le esperienze che ho affrontato come prostituta, soprattutto in relazione a un cliente che ha detto di chiamarsi Matteo Gazzola. La mia vita non è stata facile. Fin da giovane, ho dovuto combattere con la mia identità di genere e lottare contro il pregiudizio e la discriminazione. Quando ho preso la decisione di intraprendere la prostituzione, speravo di trovare un senso di controllo sulla mia vita e di poter guadagnare abbastanza per sopravvivere. Tuttavia, incontrare Matteo Gazzola è stata una delle esperienze più dolorose e traumatiche che abbia mai affrontato. Mi ha trattata con violenza e mi ha costretta ad accettare atti che non volevo fare. Mi ha portato alla disperazione e all'angoscia. Desidero che questa lettera serva come una chiamata all'azione. Chiedo che gli individui come Matteo Gazzola siano tenuti responsabili delle loro azioni. Chiedo che le leggi siano rafforzate per proteggere le persone che si trovano nella mia situazione e per punire coloro che si macchiano di questi orribili gesti. Nessuno merita di essere abusato, indipendentemente dalla loro identità di genere o dalla loro scelta di lavoro. Spero che possiamo tutti lavorare insieme per creare un mondo migliore per le persone come me, dove non siano più vittime di abusi e violenze. Con speranza, Dalila. Dalila. Ci ridi pure. Ma siete Sei veramente una persona orribile, dei ragazzi. bastardi, siete. Ma siete Sei dei veramente una bastardi. persona orribile. Tu fai una roba del genere a una persona e ci ridi pure. Ma questa è pura diffamazione. Permettetemi Ma qua è finito al assoluta gabbio solidarietà per la povera Dalila, no, che si chiama veramente... Dalila, abbiamo capito. Neanche non Dalila. prenderla in giro. Ieri poi ha fatto violenza e ora la prendi anche in giro. Ma che poi sembra il kebabaro che sta qua fuori. Ma dai, vergognati, Gazzola. Vergognati, dei mistificatori. Vergognati. Siete peggio di Santoro. Siete peggio di Santoro, Piazza Pulita. Siete peggio di Fazio, delle fake news. Spero il nome di un giornalista di Formigli, ma che di ne Lucia so, Annunziata. di Lucia Annunziata, ma siete di Report. Siete peggio di Report, ma siete dei mistificatori. Che mistificatori? Questa è una testimonianza reale sì, di una donna a tutti gli effetti che dice che hai abusato di lei. GTA, con le Ma che cavolate chat lì. GPT? Questa è una donna. Ma dai, ma smetti, anche una no, donna. neghi che sia una donna, Ma che è una pure, fai donna. pure transfobia. A parte che è un uomo, cioè è nato come uomo, è un uomo. No? Detto Io questo, veramente sono sempre più indignato e sempre più Secondo- convinto di portare avanti la mia causa contro Gaz per farlo espellere da questa Ma io ti faccio trasmissione. causa a te. Oh. Ma Questo tu- qui è vergognoso. ma tu hai mandato- è vergognoso. Ma avete mandato È un audio vergognoso. falso. Ma guarda te. Ma neghi pure che sia una vera testimonianza. Io sono indignato. Io indignato. penso che Vittorio abbia un secondo nome e un cognome diverso. Vittorio Lucia Annunziato. Ti si addice. Da oggi non sei più Vittorio Las Mujeres, ma sei Vittorio Lucia Annunziato. Lei si vergogna. O Invece Vittorio di Lucio rispondere delle Annunziato, tue non lo so. responsabilità, stai girando intorno. Ma Rispondi guarda, delle tue responsabilità, pazzesco, Gazzola. È pazzesco. Comunque
spero che venga fatta luce su questo caso vergognoso, tra l'altro. No, allora questa piccola gag ci serviva per introdurre un argomento, diciamo che vabbè. Cos'è, pubblicità progresso? Vabbè. Ci serviva per introdurre un argomento che è un po' sulla bocca di tutti in questi giorni, ma non è un altro argomento. Ha la coda di paglia comunque il ragazzo, sicuramente nasconde qualcosa. Allora, anche Dalia nasconde qualcosa. No, vabbè. la conosci bene. Comunque, qualche giorno fa a Milano, davanti a una scuola elementare, gli agenti della polizia locale hanno arrestato con delle maniere forti una donna trans, e questo arresto è stato ripreso e ha scatenato il putiferio. Ha scatenato il putiferio soprattutto il modo con cui questi agenti hanno arrestato questa donna. Partiamo dal presupposto che la persona arrestata sia una donna transessuale, chi se ne frega? Perché andare a sottolineare questa cosa? È una persona, punto. Chi se ne frega che è transessuale? Forse, ragazzi, però quello è un altro discorso. Vabbè. Chi se ne frega? C'è un video. Il video chiaramente fa vedere atti di violenza, però loro sono i tutori della legge e loro sono gli unici che posseggono il monopolio della violenza, quindi Sì. in certi casi è anche giusto che l'esercitino. Detto ciò, questi 3 vigili sono stati denunciati. C'è credo un'indagine interna in corso, e ritengo sia corretto così, perché comunque è giusto fare luce su questo caso, perché sì, loro possono esercitare della violenza per compiere il loro lavoro. Per difendere la cittadinanza da dei Esatto, delinquenti. è giusto così, però è anche ovvio che chi può esercitare questa violenza, se chi la può esercitare ne abusa, crea un pericolo, e danni nella comunità. Quindi che ci sia un'indagine interna è corretto. Se queste 3 vigili hanno davvero commesso violenza esagerata nei confronti di questa donna, qualcosa di più di quello che potevano qualcosa fare, di esagerato, è giusto che paghino, ma tutto quello che viene vomitato addosso a queste 3 persone è semplicemente scandaloso. Nessuno di noi sa come sono andati realmente i fatti. C'è un video, è un video crudo, ok, va bene, siamo tutti d'accordo. C'è un'indagine in corso, alla fine dell'indagine verrà fuori come sono andati i fatti, e lì potremmo trarre le nostre conclusioni. È assurdo tutto quello che viene tirato contro queste 3 persone adesso. È assurdo. Aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso. Esatto. Non so cosa ne pensa. Ovviamente, permetti comunque di dire che mi sembra evidente comunque l'eccesso di violenza da parte dei vigili. Ma come fai a dirlo? È un video crudo, è violenza, sì, ma magari era giustificata, non lo so. Non serviva, ma era che ne esagerata. sai? Eri lì? Ma non era armato! Ma allora cosa c'era? c'era? Che non era armato? Non faccia come Gazzola. Allora, eri lì? Sì, non ma li sto giustificando, non li sto giustificando. Hanno tirato fuori il fatto che fosse armato, quindi se non l'hanno tirato fuori loro come argomentazione per giustificarsi. E se non l'hanno tirato fuori loro? Allora, nessuno di noi era lì. L'indagine che è in corso la stanno facendo proprio per capire, per accertarsi di questo. La violenza c'è stata, sì. È una violenza giustificata? Non si sa. Se non è giustificata, queste 3 persone devono pagare. Lasciamo semplicemente che la giustizia faccia il suo corso. Posso dire però una cosa, perché troppo spesso quando accadono questi episodi, che poi è proprio uno spezzone di un video, cioè ha ripreso quell'esatto momento, però non ha ripreso cosa è successo prima, cosa è successo dopo, insomma ci sono le indagini in corso, premesso tutto questo. Però posso dire che troppo spesso quando si vedono casi come questo si accusa in maniera anche fin troppo frettolosa e fin troppo anche severa le forze dell'ordine che hanno agito in questo modo. Ma io vorrei che questa gente che
così brava a giudicare e al giudizio così veloce, passasse almeno una giornata insieme a questi agenti, che siano della polizia locale, che siano della polizia stradale, che siano della Guardia di Finanza, che siano i carabinieri. A Milano, in queste città, ci sono fin troppi casi di pazzi in giro, armati, non armati, violenti, non violenti, e quindi questi qua rischiano ogni minuto la propria vita, rischiano ogni minuto di prendersi una coltellata da qualcuno. Va bene, è il loro lavoro, tutto quello che volete, però no, vabbè, non prendersi le coltellate, però forse è meglio che prima di giungere a dei giudizi affrettati, prima si faccia chiarezza sui fatti e solo dopo magari si può esprimere una propria opinione, fermo restando che noi non capiremo mai cosa loro provano ogni giorno indossando la divisa e scendendo per strada per tutelare alla fine noi, non perché per altri motivi, perché gli va così. È il loro lavoro, lo fanno, però tutelano noi la nostra sicurezza. Abbiamo capito. Sì. Completamente d'accordo con Gazzola, tra l'altro. Ancora, è la seconda terza volta in 3 settimane. Cioè, ovviamente noi speriamo che venga fatta un'indagine comunque accurata per verificare che questi agenti abbiano agito nel modo corretto oppure no, perché comunque per la massima sicurezza dei cittadini che devono tutelare, che questo lavoro sia svolto da persone che lo facciano mantenendo il sangue freddo e senza abusare di quello che è il loro potere. Completamente d'accordo. Assolutamente. Anche perché se chi esercita la violenza, quindi il poliziotto che può esercitarla, ne abusa, crea una percezione nella cittadinanza peggiore rispetto magari a un cittadino qualunque che esercita la violenza. E ancora peggio se lo fa un poliziotto o chi deve gestire la legge o chi è un tutore della legge. Quindi completamente d'accordo. Mandiamo ora la pubblicità e la seconda canzone, Rosa Chemical con Bello Guaglione. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Rieccoci e buona Schlein a tutti. Gaz, cos'hai da dire a tua discolpa per la testimonianza di prima? No, io sono rimasto abbastanza colpito. Sei agli Beatles. Perché già capivo la fregatura quando mi spostavi il microfono. Ma che fregatura? Quindi, insomma, è stata una sorpresa, però vabbè, ormai sappiamo che mi volete mandare al gabbio, quindi ovviamente, cari ascoltatori, non è vero tutto ciò di quello che avete sentito, è tutta una farsa. O almeno tutta una questo farsa. è quello che Gazzola dirà al giudice quando sarà sotto processo. Anche dirò anche questo, ovviamente. Hai già dato procedura penale? Dato tutto. Ok, dato allora tutto. non avrei problemi ad dato affrontare il processo. Ho dato anche penale, ho dato anche civile 2 mi manca, però vabbè. Altro discorso. Altro discorso, vuoi dirlo tu, Scogna? Vai Scogna, annuncia questa bellissima notizia. Allora, tra i vari argomenti che sono sulla bocca di tutti in questa settimana c'è anche uno scontro epico tra due personaggi, uno che sta sul cazzo a tutti, che è il buon Federico Lucia in arte Fedez, e uno che non sta sul cazzo a tutti, ma il suo cazzo penso l'abbiano visto tutti, ovvero scusate, è a braccio, non me la sono preparata, ma è uscita molto bene. Bella battuta. È uscita molto bella bene. battuta. Ovvero il buon Rocco Siffredi. Vabbè, era bella. Era bella. Un po' troppo, però era bello. Niente, Fedez ha raccontato di aver invitato più volte il buon Rocco Siffredi al suo podcast, leggermente più famoso del nostro. Ma esatto. E Rocco Siffredi si è sempre rifiutato perché giustamente Rocco Siffredi ha preteso un rimborso spese perché gli ospiti nelle trasmissioni, che siano essi podcast, radio, televisione, qualsiasi esse siano, si fanno pagare. Il signor Fedez si fa pagare e invece no, lui non voleva sborsare nemmeno un centesimo. Per carità, per un rimborso spese, nel senso, perché il signor Rocco Siffredi, che abita a Budapest, deve prendere un aereo e farsi il viaggio fino a Milano anche. Esatto. Ricordiamolo, che per carità, non è gratis. Per carità, se Fedez non vuole pagare i suoi ospiti è libero di farlo e ci mancherebbe. Non lamentarti, cavolo, ti arricchisci anche tu così, giustamente. Perché ti devi lamentare se uno ti chiede dei soldi? Ma che cos'è? Quindi non lo so che Vittorio in questo caso sarà assolutamente d'accordo con me. Giustamente Rocco Siffredi di certo non va gratuitamente, come precisato prima Marco, da Budapest, dalla sua residenza, fino a prendere un aereo fino a Milano, tutto lo sbatti per andare gratuitamente da Fedez. Oltretutto, permettete di dire, da quando non c'è più Luis, ma soprattutto suo fratello Martin Sall, che ovviamente piangiamo ogni giorno. Il podcast Muschio Selvaggio ha perso comunque molto di quella che era il suo brio e la sua frizzantezza originale quando c'era il primo trio. È stata una merda, Vittorio. Infatti invitiamo tutti a smettere di seguire Muschio Selvaggio e a cominciare piuttosto a guardare e a seguire i Barbari Eleganti. Esatto, così magari denuncerete anche voi il buon Gazzola. Mi piace. Penso che sia un'ottima idea, giusto per ricevere qualche denuncia in più e però almeno qualche ascoltatore nel caso sì. Comunque la signora di prima non voleva denunciarti, chiedeva soltanto del rispetto. È questo che tu non hai capito? Una carezza. Una carezza. Una carezza in un pugno. Una carezza. Lasciamo perdere, sono tutte robe false, inventate, giusto per screditarmi, perché qua è vero, si è lamentato. Molti nemici. Stavo per dire una cosa. Fedez si è lamentato, non la signora di prima. Quella è vera. Quella è vera, quindi tu confermi una menzogna. Cioè, tu mi dici che la signora dell'audio di prima, la signora, il signore, perché mettiamo i puntini sulle transfobia. Il signore dell'audio di prima
può anche essere una signora. Birdwatching lo fanno i signori. Quindi il signore l'audio di prima è una menzogna. Giusto? No. Ah, hai detto te, scusa. Allora. No. Non è una menzogna. Vabbè, fa niente, come fa sembrava niente. mandarli in cacciara. Prossima notizia. Benissimo. Ragazzi, benissimo. posso dare io questa No. bellissima notizia? No. No, ma io la do No. lo stesso, la do lo stesso. Ragazzi, forse l'Italia si libererà di Alitalia! Dopo decenni che quell'azienda di merda ha rubato miliardi di euro dei contribuenti, finalmente adesso privatizziamo Alitalia! Oh, erano anni che aspettavo di dare questa notizia. Alitalia, che ne dica la sinistra e i sindacalisti del cazzo e i sindacati che volevano mantenere 1 migliaio di lavoratori che da decenni campano a spese dei contribuenti, ha rubato e buttato nel cesso quanti? 13 miliardi di euro dei contribuenti? E sono decenni che ha il bilancio in rosso. Miliardi di euro dei contribuenti buttati nel cesso, e finalmente adesso, con l'ottimo lavoro cominciato dal governo Draghi e proseguito adesso col governo Meloni, con adesso soprattutto il ministro Giancarlo Giorgetti al MEF, Lufthansa ha già l'accordo per acquisire il 40 tappeto, faccio fallire l'Italia, fondo Ita Airways, così faccio un... come si dice, faccio un butto del nuovo capitale tramite Cassa Depositi e Prestiti, sempre miliardi dei contribuenti, e adesso si parte col 41% fino ad arrivare al 90%. I posti di lavoro saranno tutelati, insomma, il nome, forse dicono che forse si tornerà al nome all'Italia, quindi come si dice, l'essere italiano dell'azienda rimarrà intatto, ma finalmente ci libereremo di questo carrozzone statale. Erano decenni che si buttavano i soldi dei contribuenti nel cesso, non se ne poteva più. Finalmente. E qui mi taccio perché ho urlato troppo. Sì, no, poi diciamo, anche se fosse, cioè, che si perda l'italianità del nome, ma chi se ne frega, cioè, l'importante è che finalmente ci liberiamo di questa sanguisuga, di questo parassita che continuava a vivere sulle spese dei contribuenti. Ovviamente Gazzo, guardate, non è d'accordo, lui da comunista, da comunista sovietico, contrario alle cattive privatizzazioni, il male assoluto. Esatto, guardatelo come rimpiange la compagnia di bandiera, lui come si divertiva. Compagnia di bandiera, è questo che mi fa incazzare. Salviamo la compagnia di bandiera. Ma compagnia di bandiera che cosa? Sono 20 anni che sei in rosso. La compagnia di bandiera, come c'era con la Telecom, la rete, com'è? La rete internet, la rete telefonica di bandiera, dobbiamo salvarla. Dai, queste robe alla Paragone, alla Italexit, ma andate a cagare. Se un'azienda è in rosso, deve fallire, oppure essere venduta a qualcun altro disposto a comprarla, non salvata con i soldi dei contribuenti. Scusate. Comunque, questo qui possiamo dirlo, è un anno magico, cioè il fallito Izzart. Prima grande, bellissima notizia dell'anno. Si è iniziato a vendere quel carrozzone di Ita Airways all'Italia, quel cazzo che è. Cioè, è un anno meraviglioso. Questo qui è proprio l'apoteosi per noi liberali, per noi favorevoli alle privatizzazioni. Assolutamente. Soprattutto, guardate, Scognamiglio è pronto già a chiedere il carcere per qualcun altro, probabilmente per Conte, per aver salvato l'Italia, quindi siamo tutti felici tranne Gazzo che non potrà fare più i suoi viaggi. Ma non è vero, a parte che io sono umile, manco vado con Alitalia, Ita Airways, ma prendo un bel Ryanair o EasyJet e sto alla grande da Dio. Però è chiaro che comunque si tratta di un provvedimento importante del governo, un provvedimento che ci si aspettava da tempo, perché poi, come ha detto bene Marco prima, all'Italia, Ita Airways, comunque la si chiami, è sempre stato un carrozzone con decenni di bilancio in rosso, con tanti privilegi che sono stati dati negli anni, in tempi d'oro, per carità, tempi d'oro erano tempi d'oro per tutti, però si era già esagerato lì un tantino per quanto riguarda i privilegi. Ricordo le pensioni a certi dipendenti, ricordo i premi che venivano regalati e non erano neanche più di tanto dei premi. Quindi diciamo che si cambia pagina
pagina e si cambia grazie alla concretezza di questo governo. Però permettimi, Gaz, di far Che, lanciare una aspetta. piccola stoccatina però tra la differenza della qualità dei ministri. Se da una parte c'è Giorgetti, Sua Santità, il sommo, il fantastico Giorgetti che privatizza Non facciamo Itar Airways, non facciamo nomi. c'è un altro... Fermati, che cazzo stai dicendo? C'è No. un altro ministro, No. magari qui non facciamo nomi, Non facciamo nomi. che vorrebbe No. cancellare Airbnb oppure tutti Ah, sì, facciamoli dei nomi. Quel ministro... È lo stesso ministro di Open to Meraviglia. Non diciamo niente. Della Venere di Botticelli. Vediamo quando ci saranno i fatti concreti. Esatto. Questa qua è la concretezza di un governo che tra l'altro poi molto spesso noi ce lo dimentichiamo, ma non è in carica da un anno, cioè è in carica da 7 qualche mesi. mese, 7 mesi, quindi metà anno, no? Più o meno. Sì. E ha già preso dei provvedimenti importanti. E Ancora 20 anni davanti. ancora 20 anni davanti a sé, 19 ma anni e soprattutto qualche mese. con questa Schlein, con questo centrosinistra, sicuramente la strada, non dico che sia tutta in discesa, però è sicuramente più semplice del previsto, non facile ma più semplice, Sì. mettiamola così. Sì. E vabbè, e Comunque, niente. permettete di dire sempre con qualche ministro che è sempre un pochettino più efficace di altri. Vabbè, ma scusa adesso, Giorgetti tu non lo puoi paragonare all'altro ministro. Quello cioè, è vero, perché Giorgetti è Giorgetti, però comunque va rimarcato. Cioè, Diciamo che era meglio Garavaglia, ecco. grandissimo Garavaglia, Nettamente che meglio Grandissimo Garavaglia. Garavaglia. Però io inviterei agli amici del partito, come si chiama? La Rifondazione Comunista, di raccogliere le firme per le dimissioni, non di La Russa, povero Cristo, ma di quest'altro di ministro. quest'altro ministro. Firmo anch'io. No, non diciamo queste cose, lasciamo gli equilibri di Da Open partito. to Meraviglia a Road to Garavaglia. Bellissimo! Da Open to Meraviglia a Road to Garavaglia. Bellissimo. Ok. Ragazzi, Ok, dai, prossima notiziona, l'ultima notiziona. notizia. Prima dell'ultima notiziona, io devo fare un annuncio. Il 16 e il 17 settembre ritorna Pontida. Finalmente un appuntamento che aspettavamo dall'ultima Pontida. Dall'anno scorso. L'anno scorso, ma soprattutto ritorna la Pontida Giovani, no? che si svolge sempre il sabato sera, e quello lì è veramente un appuntamento Intellettuale, intellettualissimo, di rilevanza politica, in cui si fanno sofismi, in cui si fanno discorsi sui massimi sistemi, confronti, incontri istituzionali. Non è vero di tutto ciò, però Sì, abbiamo capito, si sboccia il sabato sera. Andiamo no, avanti. devi intortarlo un po' bene, capito? Però comunque è un appuntamento importante che ci aspettavamo da tanto tempo, finalmente la prima Pontida Giovani che faremo dopo il Covid, perché dopo il Covid non c'è stato più nulla tra un decreto e l'altro, di quel grande statista, ovviamente sono ironico, di Conte e Speranza, però va bene così. Dai, allora siamo tutti contenti del ritorno di Pontida Giovani, soprattutto, e ci divertiremo e parleremo, insomma, e faremo tanti grandi discorsi sui massimi sistemi, abbiamo capito. E potremo fare una live dei Barbari Eleganti, magari di prova in diretta da Pontida. In diretta da Pontida Giovani per annunciare forse se ci sarà la seconda stagione, ma non si sa. Dai, allora... Ma non a mezzanotte, perché temo che... Vabbè. Prossima notizia. Ultima Scusate, notizia, gli gli ultimi 2 minuti li dedichiamo a questa notizia, a un matrimonio. Racconto shock in un podcast. Scusate, ecco delle buste per voi. Lo sposo consegna agli invitati le foto della sposa che fa sesso con il testimone di nozze. Secondo me c'entra qualcosa Gazzola anche questa volta, non vorrei dire. Dov'è l'audio? Adesso voglio l'audio. No, stavolta adesso non c'è voglio l'audio. Perché io non so quanti capi di imputazione Tra avrò, l'altro, cioè... questo grande ha detto alla domanda come mai è voluto arrivare al giorno delle nozze per rivelare la notizia, lui ha risposto: per far pagare tutte le spese alla sposa e ai familiari di lei. Signori, bellissimo. Ma per carità, Chad. ma come dice Rosa Chemical, da 2 passiamo a 3, più siamo e meglio è. Ok, forse questo va bene era così. troppo. È stato bello e ringraziamo il direttore per
averci Ringraziamo la concesso- redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. Esattamente. Quindi grazie a voi che avete questa grandissima pazienza e passione nell'ascoltarci. E niente, ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre su Radio Libertà. per le ultime puntate della stagione. E mercoledì prossimo, e come sempre, Viva i piedi! Ciao!